La droga era nascosta anche in frigo con tanto di etichetta sul contenitore come prevedono le regole per la conservazione alimentare. A scoprirlo gli agenti della polizia di Padova che avevano accompagnato una giovane che si era presentata in questura chiedendo di riavere i propri effetti personali presenti nell'abitazione dell'ex fidanzato. Per tutelare la ragazza, quindi, gli agenti l'hanno accompagnata, notando però qualcosa di sospetto prima nel frigo dove, su un involucro, c'era scritto Trip e conteneva LSD. Da qui la perquisizione dell'appartamento, da cui sono emersi quasi 1,5 kg di hashish, 17.400 € in contanti e addirittura un lingotto d'oro da 50 grammi. Nel tentativo di darsi alla fuga, un giovane ha prima lanciato una federa contenente della droga dalla finestra per poi provare ad uscirne anche lui. Il giovane però è stato fermato dalla polizia e arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, mentre la droga e i contanti sono stati sequestrati.